Adesso parliamo di ambiente, pulizia e igiene della nostra città. Ricorderete, ieri abbiamo avuto ospite Francesco Settembre dell'Osservatorio Permanente Salinella, con il quale abbiamo parlato dei sogni e dei bisogni degli abitanti del quartiere e tra gli argomenti che abbiamo messo sul tavolo Francesco ci chiedeva anche del bisogno a proposito del nuovo centro di raccolta e degli impianti anche sotterranei di smaltimento dei rifiuti avviati da Chimambiente e dall'amministrazione comunale di Taranto. Per provare a rispondere ad alcune di queste domande abbiamo in collegamento con noi il presidente di Chimambiente, Giampiero Mancarelli. Buongiorno presidente. Salve, buongiorno a tutti voi. Allora presidente, ieri Francesco Settembre, insomma l'Ops, l'Osservatorio Salinella, ci chiacchieravamo a proposito del nuovo centro di raccolta. A che punto siamo con quello che si trova, diciamo, tra Salinella e Taranto 2? Intanto una bella notizia è quella che abbiamo completato la distribuzione dei kit delle pattumelle per la raccolta differenziata su tutta Taranto 2, quindi ringraziamento perché i numeri che stiamo facendo come quelli di ieri, parliamo di oltre 4.500 kg di organico solo ieri, ci fanno ben sperare. Ecco, noi avevamo deciso con l'amministrazione Melucci di attendere l'avvio della raccolta differenziata mediante il metodo iniziale, che è quello delle pattumelle del porta a porta, perché rispetto al sistema pneumatico, quindi sotterraneo, avevamo delle perplessità sul fatto che si potesse avviare senza una prima sensibilizzazione, un avvio della raccolta differenziata, perché intanto questo impianto è costato 9 milioni di euro dalla Comunità Europea e quindi non ha un riflesso diretto sui cittadini di Taranto. L'eventuale manutenzione e quindi un errato conferimento di rifiuto all'interno del tunnel potrebbe comportare dei danni e i danni poi andrebbero a ricadere. Quindi prima impariamo a usare la differenziata e poi passiamo a usare gli impianti pneumatici sotterranei. Perfetto. Rispetto alle indicazioni con l'assessore Fornaro e il sindaco Melucci si era determinato che per settembre e ottobre avremmo avviato questo nuovo servizio. Certo, adesso inutile dirlo, pare un film già visto, tutto si ritarderà e anche lo stesso centro comunale di raccolta, che era ormai in prossimità, manca adesso una delibera di giunta, vedremo l'insediamento, a seguito dell'insediamento del commissario, cosa avverrà. Senza la delibera di giunta, che non sappiamo se il commissario confermerà, non ci sarà la possibilità immediata di riattivare il CCR. Che è il centro comunale di raccolta, lo spieghiamo per chi ci ascolta. Sì, assolutamente. Presidente, a proposito di differenziata, di primi passi, di imparare a camminare per poi imparare a correre, le modalità in cui il Taranto 2 stanno raccogliendo la differenziata, è corretta? C'è da migliorare? C'è qualcosa che non va? Avete notato degli errori più comuni, più diffusi? Allora, intanto c'è da dire che chi la vuole fare è assolutamente contento, ci arrivano tante feedback positivi e il sistema delle pattumelle è quello che garantisce la miglior qualità del prodotto. Per quanto riguarda invece coloro i quali sono un po' riluttanti, è inutile nasconderci, noi abbiamo il cosiddetto turismo dei rifiuti, cioè intanto coloro i quali da Talzano venivano verso Taranto non trovano più i cassonetti e vanno fino a via Campania, e quindi voi potrete riscontrare come c'è una presenza abnorme di rifiuti, ma anche su via Golfo di Taranto piuttosto che su via Lemagna Grecia lato sinistro. Ecco, devo dire che il turismo della monnezza ancora non lo avevo scoperto, però sì, in realtà la mobilità passiva dei rifiuti praticamente. Sì, assolutamente, con i cittadini che vanno a trovare i luoghi dove poter scaricare, perché purtroppo c'è chi non la vuole fare e noi dobbiamo andare a rifuggire da questa situazione, ma soprattutto adesso stiamo trasferendo le videotrappole che avevamo su Corso Italia, sulle zone di Taranto 2, le stiamo mettendo su Corso Italia, su altre zone dove la situazione si sta incancrenendo. Sicuramente nelle prossime settimane avvieremo quello che era previsto relativo all'avvio di Salinella, che avverrà l'11 marzo, perché avevamo già programmato con l'amministrazione Melucci tutte queste attività e speriamo di avere risultati che già sono positivi, perché abbiamo già superato il 30%, non era mai successo a Taranto, e quindi proseguiamo. E per chiudere, rispetto alla domanda iniziale, il centro comunale di raccolta, cominciamo a fare la differenziata, facciamola bene, poi impareremo a fare altre cose, fermo restando che adesso la palla è nelle mani del commissario, giusto?
Assolutamente sì. Perfetto. Grazie al presidente Giampiero Mancarelli di Chimambiente per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro, presidente. Grazie a voi.